Cosa compro con un euro in un centro commerciale? Niente. Oggi i prezzi aumentano sempre di più, quindi è sempre più difficile trovare prodotti a un euro. E quindi oggi faremo questo esperimento sociale al Vulcano Buono. Siamo al centro commerciale di Nola e testeremo ogni negozio affinché possiamo comprare quanti più prodotti con un euro. Anche perché spulciando sul web ho visto che questa challenge non esiste, quindi visto che voglio portarvi un qualcosa di nuovo e di diverso dal solito, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se volete altre challenge del genere. Io comunque sono consapevole del fatto che è proprio un rischio sto video, cioè nel senso può essere pure che non c'è niente, vabbè proprio niente non lo so, perché è un centro commerciale, stanno un sacco di negozi, però un euro è veramente poco. È difficile, Ma manco un caffè sta un euro. Allora io il primo negozio che mi capita di vedere è quello di Alcott. Come vedete c'è il fuori tutto praticamente, però le t-shirt, le canotte e i top partono da 2,99 euro. Quindi non è euro il budget, un facile. Poi ci sono i bermuda, gli shorts e le gonne da 4,99 euro. Qua andrebbe bene Roberta. Le camicie blues da 4,99 euro, pantaloni e jeans da 6,99 euro. Pare una sponsor Alcott. In realtà ve lo sto dicendo perché potrebbe essere, cioè potrebbe capitare a fagiolo, potrebbe essere proprio l'ideale. Vabbè, io comunque entro, ma non mai sapere sta qualcosa a un euro. 4,99 euro. No, amo, siamo fuori budget. Amo 2,99 euro. Maronna, ma 2,99 euro che cos'era? Il pantalone penso. No, la maglietta. Era una metti carte. Beh, ovviamente ragazzi, noi cercheremo di essere quanto più rigidi possibili e vicini a quest'euro. Cioè, nel senso, cerchiamo di rispettare la challenge al 100%. Una maglietta, una felpa 3 euro e un cappello 15 euro. È possibile che un cappello sta una maglietta? Ma se noi non saranno in offerta questi? Allora O meglio, sta questo prezzo iniziale 31,99, però qua stanno 16 euro. Ma però la capata di prendere una maglietta a 2,99 euro ce l'ho. Però non è un euro. Cioè scusa, posso farti una domanda? Da 2,99 euro si parte, cioè non c'è niente da un euro. Donna? Se ne sta yen che ci ha fatto la domanda se ne è chiuso. Ah, come ci ha fatto la domanda se ne è chiuso? Ma sta 3 euro. Top proprio. 1,99, amo, secondo me potrebbe rientrare. Perché 1,99. Cioè da 1 euro a 1,99. 1,99 è pari da 2 euro però. Cioè da 1 euro, capito? Secondo me devi fare il range. Da 1 a 1,99. Perché poi da 2 euro a 2,99 euro, capito? Vediamo se ci sta qualcosa di ancora meno. Ma che se ti piace ne devo più promettere? Eh sì, però che colore? Io devo avere speranza, con la speranza che riusciamo a trovare qualcosa di un euro. È sporco. Non è sporco, un ippolo. Ah ok, un ippolo di TikTok. Signori, altro cartellino da 1,99 euro. Qui, però qua stanno 4,99 euro le cose. Sto capendo niente. Arancia a roba in euro. Signori, primo acquisto fatto. Allora, totale complessivo 1,99. Abbiamo comprato questo top a Roberto, quindi sei andato bene tu. Wow, che bello, sono contenta. Ed è l'unico pezzo che abbiamo trovato ad 1,99 nel fuori tutto di Alcott. Cambiamo negozio e andiamo da Foot Locker. Qua sarà completamente impossibile trovare, anche se ci sono offerte al 50% sul prezzo originale. Oh, 10 euro. Vabbè. Wow, quando sono belle sti scarpe. No, ma non mi piacciono proprio. Cioè, Vabbè. queste, guarda come sono belle. Stiamo cagnando video, bella e buona. Ciao. Allora ti faccio una domanda un po' difficile. Ti do una risposta un po' facile. Non avete niente di un euro? Un euro? Forse ho qualche laccio. Laccio? Posso vedere? Vai, è importante. No. Sono finiti? Ma sono finiti i lacci da un euro. Forse in cassa. Andiamo a vedere in casa, signori, forse troviamo qualcosa da Foot Locker a un euro. Sono quelli da 3. Da 3 euro. Va bene, grazie. Che peccato. Assurdo, potevo trovare qualcosa da un euro da Foot Locker. Vabbè, però diciamo che come idea ci siamo. In pratica sono questi lacci qua. Vabbè, comunque da Foot Locker pure è possibile comprare a un euro. Però ma guarda com'è bella. Wow. Ma ti mettono qua in quello. Va, bellissimo, però. Bellissimo. Com'è? Bello, però non sta a un euro, quindi ciao. Allora, avevo pensato di entrare da R-Store, però credo che se gli chiedo se hanno qualcosa da un euro, mi sputo non faccio. Cioè, mi vattano proprio. Però attenzione, perché entreremo da GDRS Sports. Ma che è RSD? Allora, qui, secondo me, qualcosa lo potremmo trovare. Sì, quanto costano i lacci? 6 euro. E non avete niente da un euro? Hai sbagliato negozio. È una challenge un po' difficile quella che sto registrando. Va bene, cambiamo. Abbiamo sbagliato negozio, ragazzi, ci hanno detto. Vabbè. GD, è stato bello finché è durato. Ragazzi, che dite? Entriamo da Soreca o da Soreta? Oppure entriamo da Trongone, che fa rima con bisone. Oppure con coglione. Amo, quando ti vedo vado in ecstasy. Che ne pensi? Che dici, da Mango troveremo qualcosa a un euro? Mango per il capo. Mango per la capo. Mondadori Bookstore. Magari un libro in offerta a un euro. Che ne dite? Non si può mai sapere. Anche se in realtà Mondadori non vende soltanto i libri, vende anche solide in realtà. Allora, per il momento il prezzo più basso che ho visto è questo, 6,95 € per questa penna dei Lego. Ho visto io il prezzo più basso di 6,95 €, 2,90 €. Calma signori, ci avviciniamo sempre di più al nostro obiettivo. Oh, che sono? Le mollettine, ma non c'è scritto il prezzo. Ma quindi non sanno niente. Sono gratis? Wow, quando so che cazzo si fa? Arcade game. Non lo so ragazzi, a me piacciono queste cose perché sono un eterno bambino. Bellissimo. Anche questo, diciamo dalla forma dei videogiochi praticamente. Signori, non ci credo. 1,95 €
1,95 questa penna. Attenzione, siamo dentro il range che ci siamo dati. Scegliamo la più bella. Allora sta questa con il tesoro sopra. Anche perché sei tu il mio tesoro. Sta chissà che te ne sta cava rosso come la tua. Oh, se noi pure questo sta. Cioè, questo quanto costa sto? Oh, 1,95. Occhio signori. Ma che sono sti cosi? Candeline? No, sono le ricariche delle penne. Ma se tenga la penna a Roma metti. Altro pezzo da 1,95. Queste dovrebbero essere le gomme. Le gomme a panda. Panda a cancellare. In maniera molto veloce facciamo una carrellata di libri per vedere un attimo qual è il prezzo più o meno intorno al quale si aggira. E ok? guarda dove vai? E chiaramente no, i campioni del grande Napoli, il quarto scudetto sta a 9 euro. Chissimo piace assai, Napolissimo, il quarto scudetto azzurro, 11,99 euro. Abbiamo genere, è un libro a caso, Gli Adelpi, 15 euro. Siamo saliti. Un libro un po' più piccolo, 12 euro. C'è sempre la teoria che più il libro è piccolo, meno costa. Però mi dovresti vedere quello tipo dei bambini, bravo. Ok, Dogman per esempio, questo sarà un libro nuovo, sta a 16,50 euro, mi vale per creature. Pensiero di Ruas. Poi ci sono altri libri, non sono dei bambini, qua è un po' più fantasy, 16,90 euro. Mercoledì, stiamo a domenica e comunque sta a 16,90 euro. Andiamo questo, Bride, 14,75 euro. Questo secondo la mia teoria sta meno, 10,50 euro. Nessuno si avvicina a un euro. Chiaramente, un libro in euro possiamo trovare. Oh, questo, 7 euro. Boh, che tiene 3 foglie praticamente sto libro. 4,90 euro. Oh. 4,90 euro, signori. E vedi quello di Bing? Chi è Bing? Bing. Ah, chi? Ah, chi cazzo è Bing? Come non c'è Bing? È 30 anni, già sapeva, E Bing. quando sta? Sta a 8,90 euro, Bing. Bing, bang, bang. Oh, no, Poi non ti appare si su fa. pacco. Oh, vediamo questo, sempre i libri per colonna. 3,90 euro. No, vabbè, E questa ci la siamo, sezione. Vediamo questi libri puzzle, 7,90 euro. No, amo però. 1,99 euro. Ma che libro è? Esiste un libro di 1,99 euro. Perfetto signori, secondo cop fatto nel secondo negozio. La strada di cioccolato, spero solo che sia senza lattosio, se no mi cago sotto leggendolo. Poi faccio vedere anche lo scontrino delle altre due cose. 1,95 e 1,95 per una gomma e una penna. Ora parte l'operazione 1 euro da H&M. Sono molto fiducioso, se non mi qualcosa lo trovo. Bene, 27,99. La prima cosa che vi ho appena traso. Credo sia questa l'area dove devo andare a cercare. I calzini, forse. Vediamo un po' i calzini quanto. Wow, mamma mia, 12,99 euro, pare cazzettina. Chissà da mettere la regina Elisabeth. Anche per questo lato sono molto fiducioso. Stanno gli orecchini, però non ci sono i prezzi. Ah sì, 7,99 euro. I prezzi ci sono, ma non saranno un euro. Cresta palla. Stu Castor. È uno scoiattolo. 15 euro scoiattolo. Di bene, come scatta tutto bosco. Però quello che ho fatto caso è che per questa challenge le ragazze vanno proprio meglio degli ragazzi. Perché una cosa 1,99 euro per un ragazzo è veramente difficile da trovare. Diciamo a 2-3 euro per le ragazze, tutte queste strunzate ci stanno. 50 centesimi codini. Stanno 50 centesimi. Ah, boh, perché io sai perché? Beh, così sono un po' codini. O trombi capillo. Guarda qua. Oh, preciso 99 centesimi. Anche un euro. Questo potrebbe essere più conveniente. Diciamo che questi challenge da pressare mi va sempre buono. Perché poi stai facendo una spesa, cioè. Ovviamente sto comprando io. Un paio di occhiali 1,99 euro. Pensi, la roba delle mise è dimenticato. Sicuro. Fermaglie per i capelli a 1,99 euro. Oh, qui è possibile trovare anche le cover a 1,99 euro. Tutta trasparente. Ci sono tante altre cover, tante altre fantasie. Però, da come vedete, 5,99, 7,99. Però noi dopo aver fatto 6.000 giri da H&M, l'unica cosa che compreremo è questa da 0,99. Anche perché è l'unica che costa un euro. O quasi. 49 centesimi. Ciao, grazie. Posso, grazie. Signori, meglio ancora. Diciamo che non costa nemmeno 50 centesimi. Per il momento top, Tutte cose utili come pensiamo a Catan. Certo. Allora abbiamo trovato quest'altro negozio, Pepco, non l'avevo mai sentito prima d'ora. Entriamo. Come vedete è un negozio molto generico, c'è di tanti articoli generici, c'è dai giochi per i bambini ai pigiami. No, è una tuta. Vabbè, scendi proprio direttamente con i pigiami però. Le felpe, le magliette, cose per la casa, 1,80 euro, signori, attenzione. Quindi già c'è qualcosa che costa un euro. O su di lì, giubbini, jeans, magliette, altri giubbini. Ah, di pigiama. Ah no, che sui palle di Natale, scusami. Palle di Natale a 50 centesimi, anche a 1,30 euro. Scusa, non siamo uguali. Effettivamente sono proprio da lei qua, non capisco questa differenza di prezzo. Comunque come vedete c'è ancora tanto a un euro. Vabbè, cosa mai scassa qua dentro? Vabbè, comunque qua dentro ragazzi è facilissimo trovare le cose a un euro. Cioè tipo guardate qua, 1,30 euro, che si cree? Per il bagno, capito? Tipo porta spazzolini. Vedete, non è vero che non esistono più cose da un euro. Anzi è vero, perché stanno a 1,30 euro, avete ragione. Questi che sono? Vabbè, tappetini in mezzo alla tavola. E tappetini. 1,50 euro i bicchieri. No, ne ho vero, che sono? No, buoni. Oh, questi sono quelli là per struccare. Buono, però questi sono i dischetti per struccare. Non sapete, dischetto di sentire la musica. Ragazzi, comunque da Pepco venite, che con 10 euro va a cattare a casa. Vedete anche qui, da 1,30 euro tutti gli articoli per fare le feste. Allora, tra tutte queste cose che costano all'incirca dall'euro, l'euro e 30 a salire, ho scelto queste cuffie che mi servono per il computer. Secondo me è una scelta giusta, perché sono utili. Sì, ma cosa? 1,30 euro, grazie. Oh, 1,30 euro per le cuffiette che mi servono per lavorare. Godo. Come
mi metti più in ricchio e esce ceruno. Adesso investiamo il nostro euro nei ciuciù. Aio, i dolci mi posso mangiare e godo. Buongiorno, un euro di ciuciù. Sì, grazie. Ciao. Cioè, voglio l'euro meglio speso in tutta questa challenge. Facciamo ciliegia e via. Allora adesso entriamo da Casa Nova, che c'ha tutti gli articoli per la casa che noi non abbiamo, però qua sicuro ci stanno le cose che stanno un euro. Bene, facciamo 29,90 tra punta, 2 piazze, promo stampata. 60 centesimi. Ma questo? Mollette. Voglio che goduria. Bella, mamma mia, Coca-Cola è la mia preferita. Fatemi sapere il vostro ciuciù preferito. Allora, voglio dando una rapida occhiata a tutti i cartellini, come vedete, vabbè, 19,90. Poi ci stanno tutti quelli là, 3,50 €, 3,50 €, 12 euro, 7,90 €, 14,90 €, 10 euro, 10 euro. Diciamo che non è il reparto adatto. Pensavo fosse più facile, e invece no. Però abbiamo trovato le cose a un euro. In realtà, coltello in plastica 50 centesimi. Coltello invece manico tortora, che sarebbe questo qua 90 centesimi. Sempre culturello parlammo. Abbiamo fatto il giro di tutto il negozio, sono le uniche cose che costano un euro. O meno. Ultimi due ciuciù, via! Mi è caduto l'occhio su questa offerta di Pitta Russo, dove in pratica più scegli più risparmi, 3 più 1 a un euro. Cioè acquista 3 articoli, il quarto lo paghi a un euro. Quindi non paghi tutto un euro, però c'è la possibilità di spendere un euro da Pitta Russo. Ora sono arrivato nell'area food, c'è porzioni di pizza. Stavo guardando un po' il menù. La pizza che costa di meno è la margherita e la marinara a 2 euro. Acqua naturale, chiaramente, acqua frizzante stanno a 1 euro. Anche se non ha troppo senso l'acqua naturale, perché è un po' ovunque che troviamo l'acqua a 1 euro, non da tutti. Però purtroppo non va bene. Anche se i mezzi per rientrare nella challenge la tengo. Io metto 1 euro e tu metti là e mi accatta la pizza. No. Sto accattando tutte cose, se 1 euro non me lo metto a me. Ma io pure da I Love Poké non posso prendere niente. Come vi dicevo prima, guardate qua, l'acqua sta a 1,50 €, quindi manca 1 euro. Poi tutto il resto, come vedete, 2,50 €, 2,50 €. Diciamo che sta tutto troppo per me. Peccato, non posso prendere niente. Ma io sono entrato da Cisalfa, ma mi sa che non trovo niente. Scusa, posso farti una domanda un po' particolare? Avete cose da 1 euro? Zero. Ok, grazie. Ciao. Sto registrando un video in realtà. Cosa compro con 1 euro al centro commerciale? Olab è meglio che non lo guardo. Vabbè, 1 euro è troppo poco qua. Effettivamente. Troppo, ragazzi, quando registro questi video mi devo sorbire anche questo. C'è Roberta che sta in negozi intimissimi, dove ovviamente non troverà niente da 1 euro, ma da fare un regalo. E immagino stava fuori. Però ecco, io ve l'avevo detto che sono un eterno bambino. Siamo fuori da Big Toys e c'è il distributore di giochi. Guardate qui, a 1 euro, ovviamente. Quindi lo mettiamo all'interno. Aspetta qua. Godo. Wow, quando è che hanno fatto questo? Godo, vediamo che è uscito. Ma che è a merda? Ma cos'è? Ma cos'è questa cosa? È una cosa plasticosa, è una plastichina. Color merda. Come? No, il peggiore euro mai speso. Ora invece andiamo da Action, che me l'ha consigliato Roberta. Non so cosa sia, però secondo me sa qualsiasi tipo di cosa. Cioè questo è veramente un negozio generico al 100%. Vi faccio vedere un po' quello che possiamo trovare con 1 euro e comprerò la cosa più. Eccolo. Già l'abbiamo trovato. 79 centesimi, 1 euro. Sì, oggi capite, ma che cos'è? Una cosa che si mangia tipo questo? E guarda, 1,19 €. Diciamo c'è tutto a 1 euro qua dentro. 44 centesimi qua oggi addirittura. Che reso? Non so, fototape, adesivo fotografico doppio lato. Non ne ho idea di cosa sia. 99 centesimi, 1,30 € queste casette. Qua 1,69 €. Casetta in Canada. Tortine Bekis 1,19 €. Le tortine sono senza lattosio? Oggi cagà. 99 centesimi, candela profumata in vetro tappo in sughero. Vedete quanti prodotti a 1 euro esistono? Però io voglio comprare quello più utile possibile con 1 euro. Questo è proprio l'angolo euro. 92 centesimi, 94, 99, 94, 86, 72, 99, 99. Assurdo, tutto a 1 euro qua. Facciamo Action è il negozio da 1 euro. Perfetto. Oh, calzini a 1,79 €. No, amo, c'è singhiozzo. No, mi dispiace. Le salviettine, vedi, me le chiedi sempre, sono utili. Quale salviettine e metti in la macchina? È la cosa più utile che possa esistere. Bravo. 89 centesimi. Mani e viso, kiss e culo, vedi? Noi diciamo a Voluzzà. Signori, qui da Action si può anche mangiare con 1 euro. 89 centesimi per i Tuk Cheese. Vabbè, qui mi cagherei proprio sotto. 1,39 € i Tuk più grandi, 1,99 €. 69 centesimi questi mini crackers hot e cheesy. Poi ci stanno 39 centesimi. No, questo sono questi cosi, noodles. Signori, la cosa più utile che ho trovato da Action sono queste salviettine imbevute, perché ogni volta che dico a Roberta hai qualcosa per farmi pulire le mani, non ce l'ha mai. Quindi ho comprato Ma allora ti raccatto bavetti. a 89 centesimi. Quindi mi resta l'ultimo euro disponibile. Tengo fame per comprare qualcosa da mangiare. La vedo un po' complicata perché io mi ho fatto vedere che da Porzio non ci sta niente, da Poké non ci sta niente. Però magari qualche fast food. Adesso ci facciamo l'ultimo giro. 2000 years
later. Raga, rispetto all'ultima clip che ho registrato è passato un bel po' di tempo. Siamo saliti anche sopra. Ma io ve lo giuro, stiamo girando qualsiasi tipo di negozio, da abbigliamento a quello dei trucchi, a quello dei vestiti per i maschi, per le femmine, negozi di scarpe, qualsiasi tipo. Non abbiamo trovato nulla a €1. Poi io mentre parlavo mi è uscito sto negozio davanti agli occhi, low cost megastore. Cioè in teoria dovrei trovare qualcosa a €1, low cost. Allora ho trovato questo paio di calzini a €1, €1,50 le calze per le ragazze. Altri calzini da €1. Occhio signori, 70 centesimi cibo per gatti. Non si trippa, per gatti. Fazzoletti a €1, che pure sono utili sempre per la mia macchina. Scendere in mini nella macchina, tengo solo su sim, tengo solo munnezza. Da dire non abbiamo le cose utili. I pettini a €1. Anche a 80 centesimi in realtà, signore. Diciamo zeibata. Diciamo faccio tutto per scherzo, ma canzone dell'anno la gente chiama zeipata, alcuni fanno zeiano. Poi io devo aver girato tutto il centro commerciale e aver trovato comunque abbastanza cose a €1 è arrivata all'impresa più difficile e più ardua, mangiare. Allora secondo me dobbiamo andare da un fast food. Il primo che mi viene in mente è il McDonald's, perché c'è la sezione salva euro. Una volta costava €1 l'hamburger, sta a €1,60, €1,80 il cheeseburger, c'è il cono a €1,10, €1,80 il McToast. Vediamo sfiziosità e salse. Uovo samarone e chicken wings. C'è qualcosa da €1? Carotine o snack di parmigiano? Ma ci posso vedere il carote. A few moments later. Ma che fine in merda fate? Il carote del McDonald's. Vengono a fame. Però sai che sono buone. È sciacquato, cioè nel senso è fresca, è fredda come carote. È buono. A me le carote piacciono. Allora mangiati le carote, scusa. La challenge è a €1. Almeno per il cibo l'ho voluto fare a €1. Anche se avrei voluto mangiare qualche altra cosa. Ehi, ma che stai facendo? Voglio mi tengo una die fame, tengo. Bello, un bel hamburger salva euro. Una volta stava a €1. Una volta. Gli ho tolto cipolla, senape e cetrioli. Bravo. Tutto gli ho tolto. Fammi vedere un po' questo panino, fa. Ma io ci voleva. Stiamo girando a stamattina in centro commerciale. Un po' di ricarica. Capace mangiare prima la frutta e poi il salato. Ah, boh. Io che ruoccala. Perché è una frutta carota. E quindi voglio questo video può finire qui. Spero che vi siate divertiti, spero che abbiate apprezzato comunque un qualcosa di diverso dal solito. È stata un po' dura perché trovare cose a €1, soprattutto utili, è difficile. Però ce l'abbiamo fatta, le abbiamo trovate. Se volete altre sfide, altre challenge del genere, fatemelo sapere lasciando un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale che è gratis e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!